Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES FVG. Oggi siamo qui a presentare una ricerca molto importante sui consumi, anche sui consumi previsti per il Natale e anche sul livello dell'occupazione nella nostra regione e sul livello anche delle aspettative dei cittadini friulani. L'occupazione, diciamo che nel terziario regionale, per quanto riguarda la prima parte dell'anno ancora, si dimostra una tenuta e una crescita rispetto al periodo pandemico e addirittura pre-pandemico. Diciamo che abbiamo dei segnali di rallentamento solo per l'ultima parte, le previsioni anche dei primi mesi del prossimo anno, quando appunto le imprese prevedono un rallentamento, un calo della domanda di lavoro, quindi meno assunzioni rispetto all'anno scorso. E rispetto a livello nazionale, com'è la situazione nella nostra regione? Ma diciamo che la nostra regione tutto sommato sta mostrando una tenuta buona rispetto al contesto nazionale. Abbiamo visto anche dati non solo del terziario ma un po' dell'economia in generale, che sono in un contesto comunque difficile abbastanza confortanti, anche un po' superiori alle aspettative, anche se comunque ci sono molte criticità in atto, come sappiamo. Ce ne può fare un esempio di una delle principali? Beh, diciamo, come sappiamo, insomma, tutto il discorso relativo al caro prezzi, l'inflazione e al rincaro dell'energia, che ha inevitabilmente delle conseguenze sia sui consumi, anche visto che ci si avvicina a Natale, sulle previsioni che presenteremo oggi di consumo, che sono meno brillanti probabilmente dell'anno scorso, comunque di tempi un po' più tranquilli. Resta la criticità per il reperimento di alcune figure professionali. Sì, diciamo che questo è un dato interessante perché si conferma questa difficoltà soprattutto appunto nel turismo, che comunque aveva visto una buona ripresa dopo appunto le restrizioni dovute al Covid, in quanto appunto le imprese in 2 casi su 3 nei prossimi mesi prevedono di non trovare alcune figure come cuochi o anche figure del camerieri e figure tipiche del turismo. Questo principalmente perché mancano proprio le persone, i giovani soprattutto, che è un bacino importante, quindi qui rientra il discorso demografico, perché si sta svuotando questo bacino di giovani che tradizionalmente invece era appannaggio anche del turismo.